nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle tribolazioni il nostro Dio è vincitore, noi lo adoriamo. Siamoci in piedi. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà, e nulla mai ci fermerà, io ti adorerò. Le mura lui sconterà, catene farai spezzar, mentre ti adoriamo. Sei vittorioso, Signore. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Alleluia, Signore. Noi vogliamo adorare il tuo nome, innalzare, Signore, perché solo tu sei degno di lode e di adorazione e onore, Signore. Riceve la lode del tuo popolo, Padre. Noi ti chiediamo. Come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande sei. Come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande. Venga il cielo. Venga il cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande sei. Vittorioso sei, Signore. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Dio potente sei, Dio grande sei. Lui è come un tuono. Cantiamo. Come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande sei. Come un tuono sei, Signore.
sempre sta. Tu nome mai cambierà. Microfono, ok. Carissimi, vorrei che voi poteste aprire la parola di Dio, se avete portato il telefonino, la vostra Bibbia cartacea, nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, dal versetto 19. Questo è un testo che meditavo stamattina, erano le 6:30, c'era un bellissimo silenzio là nel mio giardino, ho preso la mia Bibbia, ho cominciato a leggere la parola di Dio e questo testo mi ha attirato molto l'attenzione. E nell'Antico Testamento è interessante come era strutturato il luogo di culto, il tabernacolo, no? Gli uomini si avvicinavano al tabernacolo con molta circospezione, no? La prima parte tutti potevano accedere, poi c'era un luogo un po' più interno che era il luogo santo, dove c'era il candelabro, dove c'erano alcuni altri oggetti, pochi sacerdoti potevano entrare, ma nell'ultimo posto, che era il luogo santissimo, dove c'era l'arca dell'alleanza, solo il sommo sacerdote poteva entrare. E una volta l'anno solo, con il sangue di una vittima sacrificata. Ma qualcosa dopo la morte di Cristo è cambiato. E dice così la parola di Dio a riguardo di quello che è cambiato per noi. Dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato nell'acqua pura. Allora tu prova a pensare al privilegio che io e te oggi abbiamo nel mondo spirituale. Tu non sei venuto in una sala di culto semplicemente, tu sei venuto alla presenza del Dio vivente, nel luogo santissimo, dove solo un uomo poteva entrare in quell'epoca, e oggi il Signore ci dice: avvicinati figlio, perché tu hai tutta la libertà di stare alla mia presenza attraverso il sangue di Cristo. Quando Dio vede noi, vede il suo figlio Gesù perfetto per sempre. Ma attenzione, c'è una condizione, anzi due, dice la parola di Dio, che noi dobbiamo avvicinarci con un cuore sincero e con piena certezza di fede. Tu credi nelle promesse di Dio? Tu credi che Dio è potente da poter compiere le sue promesse nella tua vita? Senza fede, dice la stessa lettera agli Ebrei, un capitolo dopo, non si può piacere a Dio. Ma noi dobbiamo prendere quelle promesse e dire: Signore, queste promesse non perché io merito, non perché io sono bravo, non perché io sono simpatico, ma perché tu sei Dio, potrai compiere queste promesse nella mia vita. Cari miei, avviciniamoci al Signore con questa fede incrollabile che il Signore ci ha dato attraverso il sacrificio di Cristo. Io non so se tu hai delle promesse qua che il Signore ha dato a te nelle tue mani. Non smettere di credere, non smettere di ricordarti che il tuo Dio è un Dio fedele, capace di compiere quello che Lui ha promesso. Io vorrei pregare insieme a te perché questo spirito, no, di sicurezza nelle mani di Dio possa entrare nel mio e nel tuo cuore. Ok? Preghiamo che il Signore possa
presentarsi in mezzo a noi stamattina, a parlare ai nostri cuori, e soprattutto preghiamo che noi possiamo prendere delle decisioni importanti per la nostra vita, cambiando nostra direzione e seguendo i passi del nostro Signore, ok? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché il tuo Spirito, Signore, è già da stamattina che sta facendo un lavoro con ciascuno di noi. La parola di Dio dice che il regno di Dio è conquistato dai violenti, ossia i violenti, quelli che abbattono le barriere, che credono nonostante tutto, anche quando tutto dice no. Noi vogliamo, Signore, credere, non perché noi siamo forti o bravi, ma perché tu sei Dio. Ed è questo, Signore, che io voglio chiedere che stamattina tu possa compiere nel cuore della tua Chiesa, nel tuo gregge, Signore. Noi non vogliamo essere dei figli di Dio insicuri di noi, insicuri delle tue promesse, vogliamo essere sicuri di chi tu sei e di quello che tu puoi fare nel nome di Cristo Gesù. Cambia lo spirito di tanti di noi questa mattina e che possiamo uscire con la verga dell'autorità che tu ci hai dato, Signore, perché tu ci hai dato autorità, dice la tua parola, di calpestare serpenti, di predicare la tua parola fino all'estremità della terra. È questo che è il tuo popolo, Signore, ma che tu possa compiere, Signore, questo miracolo dentro di noi e che tu possa, Signore, cambiare il cuore di tutti quelli che ti stanno ascoltando stamattina. Benedici il tuo popolo, Signore, con la tua presenza, e ti chiediamo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Lascia il tuo posto e dai a dare una parola di benedizione, un saluto alla persona vicino a te. Benedici, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. Son grato di tutto
applauso al Signore. Io ritengo che il Signore merita il nostro meglio. A volte crediamo di non cantare abbastanza bene, o a volte non crediamo di fare le cose abbastanza bene, ma chi rende perfetta la nostra opera non siamo noi stessi, è il Signore che la rende perfetta. E noi dobbiamo avere fiducia in tutto ciò che Lui ha fatto nella nostra vita tramite il suo sacrificio. La parola del Signore dice in Giovanni 1,12: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Alleluia. Tu puoi dire amen, amen, è così, sono figlio del Signore, sono figlio di Lui. Lui ha scelto me, ci ha dato libertà per essere qui, come il pastore ha già citato all'inizio, ha già menzionato all'inizio. Tu hai libertà di entrare nella presenza del Signore. Non importa come sei arrivato qui oggi, tu hai libertà di essere nella presenza del Signore. Il Signore è qui che ascolta la tua preghiera, sente le tue preoccupazioni, sa cosa hai nella tua mente, però tu non devi aver paura, perché nell'amore del Signore non c'è paura. Cantiamo questa canzone, riceviamo questa verità nei nostri cuori. Cantiamo. Chi sono io perché grande Dio mi accolga? Sì, ero perso e mi salvo nel suo amore, che Lui libera, libero sarà.
sono figlio suo, si è così. Alleluia al tuo nome, Signore. Siamo qui davanti a te, Padre. Ci sentiamo amati, ci sentiamo perdonati, redenti, lavati, Signore. Ci sentiamo nei nostri cuori, Signore, che abbiamo libertà di venire a te, Signore. Nonostante, Signore, tutto contro di noi indica l'incontrario, Signore, ma noi siamo qui davanti a te per innalzare il tuo nome, Signore, e dire che tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Padre, Signore. E mentre adesso, Signore, noi dedichiamo, Signore, un po' di quello che tu ci doni ogni giorno, Signore. Noi vogliamo continuare a lodare te, Signore, tramite la nostra vita, Signore, i nostri beni, Signore. Mettiamo tutto davanti a te in questo momento, Signore. Chiediamo la tua benedizione sulla vita del tuo popolo, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Adesso è un momento di continuare a lodare e adorare a Gesù. Noi lodiamo con la nostra voce, noi lodiamo e adoriamo il Signore con la nostra vita e anche lodiamo e adoriamo a Gesù con quello che il Signore ci ha dato. E noi capiamo e abbiamo imparato ogni giorno della nostra vita che tutto ciò che noi abbiamo appartiene al Signore, perché il Signore ci ha dato. Così in questo momento faremo quel momento di decime e offerte. Adesso faremo quel momento che noi possiamo ringraziare a Dio e consegnare a Lui tutta la nostra vita e anche quello che il Signore benedice la nostra casa, la nostra famiglia tramite il nostro lavoro, quello che il Signore ci dà ogni giorno. Così mentre cantiamo di nuovo la prima canzone che abbiamo fatto, così la Chiesa può anche imparare, perché è una canzone nuova, un brano nuovo, bellissimo, che si chiama E dichiara che vittorioso è il nostro Dio, che è un Dio che è insieme a noi mentre a volte passiamo per la tempesta. Questo Dio potente e grande è il nostro Signore. Così mentre cantiamo invito la Chiesa a venire e consegnare le vostre decime e offerte con gioia e con cuore libero. Amen. Alleluia. Lodiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle Tribolazioni, il nostro Dio è vincitore, noi lo adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà e nulla mai ci fermerà, non ti adorerò. Signore, Le mura non
virtuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga in cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga in cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande sei, vittorioso sei, nella tempesta stai, un nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre stai, tuo nome mai cambierà. Alleluia, tuo nome, Signore. Come un tuono. Tu puoi cantare con noi? Come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga in cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande. Come un tuono, Chiesa. Come un tuono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga in cielo, noi proclamiamo, Dio potente sei, Dio grande sei, vittorioso sei, nella tempesta stai. Cantiamo insieme, Chiesa. Tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Tu sei tremendo, Signore. Grazie, Padre. Grazie, lodato sia il tuo santo nome. Amen. Venga in cielo, noi proclamiamo. Venga il tuo regno, Signore. Venga la tua volontà sulla vita della tua Chiesa, Signore. Noi proclamiamo, Signore, il tuo nome in questa mattina, Signore. Tu sei il nostro Dio, Padre, Signore, che scruta i nostri cuori, Signore, e sa ciò che è meglio, Signore, per ogni figlio suo, e sa ciò che è meglio per la tua Chiesa, Signore, in questa terra, Padre. Guidaci, Signore, soltanto nella tua volontà, Signore, che venga il tuo regno su di noi, Signore. Dio Padre nei cieli, santo è il nome tuo, che venga il tuo regno e la tua volontà, così in terra come in cielo, così in terra come in
Grazie Signore perché tuo è il regno, il potere, la potenza, la gloria e per sempre, Signore. Questa è la nostra preghiera di questa mattina, Signore. Venga il tuo regno sulla nostra vita, Signore. Venga il tuo regno su di noi, Signore. Grazie Dio perché sappiamo che tu sei il nostro Padre nel cielo. Tu sei l'unico che è santo, potente e forte, Signore. Che noi possiamo vivere ogni giorno della nostra vita la tua volontà. Mostra, Signore, la tua volontà. Che venga il tuo regno in ogni parte della nostra vita. Che possiamo, Signore, consegnare a te il controllo. Ti chiediamo, Dio, nel tuo nome. Amen. Amen. Grazie al Signore. Potete accomodarvi. Come è meraviglioso lodare e adorare a Gesù. È bello cantare la parola del Signore e abbiamo appena cantato che venga il tuo regno. È una preghiera. Il Signore ci ha lasciato un standard, un modo di pregare e così possiamo ogni giorno dire Padre nostro, Padre nostro. Possiamo ripetere Padre nostro, Padre nostro. Possiamo chiamare il nostro Dio di Padre. Amen. Oggi parleremo di un personaggio molto interessante della parola del Signore, un personaggio che a volte non è tanto conosciuto, famoso, però il Signore ci insegna in ogni brano, ogni capitolo della sua parola. Il Signore ogni volta che apriamo la Bibbia ci insegna e parla al nostro cuore. Così invito la Chiesa a aprire la Bibbia, Atti degli Apostoli, capitolo 10. E oggi per capire, imparare con questa bellissima storia, abbiamo bisogno di leggere tutto il capitolo. Alla fine ce l'abbiamo 48 versetti, ok? Però si viene in chiesa per studiare la parola del Signore, per mangiare questo cibo spirituale, così non deve dare fastidio a noi leggere un capitolo da capo al fine, anzi è una benedizione poter cibare la parola del Signore questa mattina. Amen? Atti degli Apostoli, capitolo 10. Dice così: vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era più timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: chi c'è, Signore? E l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Ioppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone, conciatore di pelli, la cui casa è vicino al mare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un più soldato fra i suoi attendenti e dopo aver raccontato loro ogni cosa li mandò a Ioppe. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i 4 angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: assolutamente no, Signore,
perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. Questo avvenne per 3 volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione che aveva avuto, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiassi lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: ecco 3 uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandato io. Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Essi risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza tutto il popolo dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli. Egli allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente si alzò e andò con loro, e alcuni fratelli di Ioppe lo accompagnarono. L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti, i suoi amici intimi. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono uomo. Conversando con lui, entrò e trovate molte persone lì riunite. Dissi loro: voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezione. Ora vi chiedo, qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? Cornelio disse: 4 giorni or sono stavo pregando allora non in casa mia, quando ecco un uomo mi presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite in casa di Simone, conciatore di peli in riva al mare. Sai che la parola del Signore non ripete un versetto perché deve ripetere a caso. C'è sempre un motivo, un proposito quando si legge di nuovo la stessa cosa. Perciò subito mandai a chiamarti e tu fai bene a venire. Ora, dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione che io temi l'opera giustamente gli ha gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Stiamo arrivando alla parte finale e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e vuole che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava,
lo Spirito Santo scese. Mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché l'udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Ultimi 2 versetti. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola potente, meravigliosa. Signore, che possiamo oggi imparare con la storia e la vita di Cornelio e anche con questa storia che il Signore ha usato la vita di Pietro. Adesso, Signore, ti chiedo di aprire il nostro cuore, la nostra mente per ascoltare la tua parola, che possiamo ascoltare anche la voce del tuo dolce Spirito Santo. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Abbiamo letto un brano veramente grande, 48 versetti, però è così che funziona. Io devo leggere la parola e capire la storia dall'inizio al fine per poter imparare e sapere quello che il Signore ci sta insegnando. La prima cosa che questo versetto inizia, questo brano dicendo, era la storia di un centurione romano, un italiano, un centurione che si chiamava Cornelio. Io penso che non era qualche persona, lui faceva parte dell'esercito dell'impero romano, era un centurione e anche lui era un leader. Lui era una persona importante nella sua comunità, nell'impero romano, e quando la parola ci insegna la storia di questo uomo che era importante, che era una persona di buona testimonianza, che era un uomo giusto, era un uomo fedele, noi dobbiamo leggere e imparare qualche lezione con questa storia bellissima. Il Vangelo annunciato ai pagani. Il Vangelo annunciato tramite la vita di Pietro dopo una visione e una preghiera che Cornelio aveva fatto. E dobbiamo imparare all'inizio, andando direttamente al punto, 3 lezioni che possiamo imparare prima da Cornelio. 3 cose che quando io ho letto questo brano il Signore mi ha fatto capire. La prima cosa che Cornelio pregava assiduamente. Nel primo versetto possiamo leggere che, nel secondo versetto dice così, pregava a Dio assiduamente. La prima cosa che la parola ci insegna con la storia di questo personaggio biblico è che Cornelio pregava incessantemente ed è così che Dio vuole che sia la nostra vita. Se io voglio vivere secondo la volontà del Signore, di Dio, se voglio sperimentare miracoli, se voglio fare quello che piace al Signore, io devo pregare. Un credente, un cristiano deve avere e sperimentare ogni giorno della sua vita una vita di preghiera. E Cornelio, la parola ci insegna che Cornelio pregava assiduamente ogni giorno. Molte preghiere, se io prego tanto, io sperimento il potere del Signore. Se io prego poco, io non posso sperimentare tanto il potere del Signore. E se io prego niente, non prego, io non posso neanche sentire il potere del Signore. Se voglio toccare il cuore di Dio, io devo pregare. La parola del Signore ci insegna: non cessate di pregare ogni giorno. Io devo pregare ogni giorno. Se va tutto bene, se non va tutto bene, se ce l'ho soldi in tasca, se non ce l'ho, devo pregare. E la prima lezione da imparare da Cornelio è che Cornelio era un uomo di preghiera.
Il secondo punto che dobbiamo imparare, anche perché dopo ci sono altre 3 lezioni che dobbiamo imparare anche con Pietro. Adesso vi faccio sentire 3 punti che Dio ha messo nel mio cuore per imparare con Cornelio, questo centurione. Il primo punto, Cornelio pregava assiduamente, una vita di preghiera. Il secondo punto, Cornelio obbedì a ciò che Dio aveva chiesto nella sua visione. Cornelio aveva vissuto un'esperienza, lui ha avuto una visione, Dio ha parlato con Cornelio. Cosa Cornelio ha fatto? Cornelio obbedì a ciò che Dio aveva chiesto. Nel versetto 7 possiamo capire cosa il Signore aveva chiesto a Cornelio. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un più soldato fra i suoi attendenti e dopo aver raccontato loro ogni cosa li mandò a Ioppe. Cosa il Signore aveva chiesto a Cornelio nella visione? Di andare verso chi? Pietro. Andare a prendere Pietro. E Cornelio ha detto, ok Signore, se il Signore ha detto, così sarà. Cornelio era obbediente, capiva ciò che Dio aveva chiesto nella sua visione. Il nostro errore più grande ogni tanto, a volte, il nostro errore più grande spesso è non capire cosa Dio ci chiede di fare e quindi non obbediamo. Io devo capire quando il Signore mi chiede qualcosa, cosa devo fare. Se io ce l'ho un rapporto con Dio, io riconosco la voce del Signore. E quando il Signore ci chiede qualcosa, cosa io devo fare? Dire sì e obbedire. E questa è la seconda lezione che dobbiamo imparare con Cornelio. Cornelio era obbediente. Se io voglio una vita trasformata, se voglio vivere una relazione intima con Dio, se voglio una vita allineata con gli scopi, con quello che il Signore ha pensato, pianificato per me, cosa io devo fare? Obbedire. Cosa Dio sta chiedendo a te? Cosa Dio ti sta chiedendo? Cosa Dio ha parlato, ha messo nel tuo cuore? Cosa il Signore ti ha detto di fare? Cosa ti sta mostrando il Signore? Dobbiamo essere obbedienti. Il terzo punto, Cornelio ha dato una buona testimonianza. Ho messo come terzo punto, però non è che non è il più importante. Nel versetto 22, se possiamo mettere per favore della proiezione, oppure potete aprire la vostra Bibbia. Versetto 22 dice così: essi risposero, il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza. Molte volte come credenti pensiamo solo di servire al Signore nella chiesa, fare il nostro compito cantando, suonando, facendo parte di un ministero. Pensiamo che dobbiamo riempire la nostra agenda, la nostra vita con attività, eventi. Pensiamo a fare cose tante e dimentichiamo che il primo punto e la cosa più importante è dare una buona testimonianza, perché quando io porto Gesù dentro della mia vita, dentro del mio cuore, la prima cosa per evangelizzare un'altra persona è che le persone stanno guardando la mia vita. La prima predica che io faccio prima di iniziare a evangelizzare è con la mia vita. Nel mio lavoro, dove io lavoro, io, Rubens, dove io lavoro, stanno guardando la mia vita. Cosa io parlo, cosa io faccio, come io parlo, com'è il mio rapporto con le persone. Le persone stanno guardando la nostra vita. Com'è la tua testimonianza? Cornelio era un uomo di buona testimonianza. Lui era un uomo giusto. Io penso, se la parola dice che era un uomo di buona testimonianza, io penso che sarebbe come dire Cornelio. Quando si diceva, sai Cornelio, subito veniva Cornelio, quello di buona testimonianza, quello che è giusto, quello che è bravo, quello che fa tutto nel modo giusto, una persona
chi è obbediente alla parola del Signore e dà questa buona testimonianza. Com'è la tua testimonianza davanti alle persone? Come le persone ti conoscono? Come le persone dicono, ah, guarda Pedro, com'è Claudia, com'è Rubens, com'è Gaetano? Come le persone dicono, ah, quello uomo giusto, quello bravo, quello che è così, cos'ha? È molto importante, se io voglio evangelizzare una persona, non dimenticare che io predico con la mia vita, anche se non parlo. La mia vita è una predicazione della parola del Signore, perché sai quelle che non conoscono Dio, quando io faccio qualcosa sbagliata, la prima cosa che dicono è cosa? Ah, o credente, quello che dice che è cristiano, quello che va in chiesa, che suona, che canta sbagliando. Io devo dare una buona testimonianza e imparare come Cornelio faceva. Com'è la tua vita nel tuo lavoro? Com'è la tua vita con la tua famiglia? Com'è la tua testimonianza? Le persone possono dire di te la stessa cosa che hanno detto di Cornelio. Sorin, un uomo di buona testimonianza. Roberto, un uomo di buona testimonianza. Sandro, un uomo di buona testimonianza. Io voglio che le persone possano guardare la mia vita e dire non quello che litiga, non quello che parla bugie, non quello che parla parolaccia, non quello che bestemmia, non quello che fa tante cose sbagliate. Io voglio che le persone possano guardare la mia vita e dire io voglio essere un credente come lui è. Perché è così che deve essere la nostra vita, la nostra testimonianza. Volete essere così? Volete dare una buona testimonianza? Lo so che è difficile pensare se io sono veramente un credente che può portare il nome di Gesù, perché quando io ce l'ho la presenza dello Spirito, quando io ce l'ho il Signore dentro di me, io porto la presenza di Gesù. Io devo pensare dove io vado, io devo pensare cosa io parlo, io devo pensare anche con chi parlo, perché io porto insieme a me la presenza del Signore. Com'è la tua buona testimonianza? Abbiamo imparato con Cornelio 3 punti. Cornelio pregava assiduamente. Cosa Cornelio faceva? Pregava assiduamente. Possiamo ripetere? Pregava assiduamente. Cornelio era obbediente. Il terzo punto, dava una buona testimonianza. Allora ho pensato in 3 punti che possiamo imparare da Pietro. Il primo punto, anche Pietro era obbediente. Pietro obbedì a Dio. Se possiamo leggere il versetto 21, Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro, eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Cosa Pietro ha detto? Eccomi qua, sono io. È la prima cosa che dobbiamo imparare con Pietro. Obbedire al Signore è dire, eccomi, sono qui Signore, sono qua disponibile. La cosa che Pietro ha fatto. Pietro era obbediente e ascoltò ciò che Dio aveva detto. Un punto fondamentale e interessante, state attenti adesso a un collegamento bellissimo di questo brano. Dobbiamo osservare che lo stesso Dio che ha parlato con Cornelio ha parlato anche con Pietro, perché Dio ha dato una visione a Cornelio e ha anche dato a Pietro. Così Dio ha parlato la stessa cosa. È lo stesso Dio che parlò a Cornelio, parlò a Pietro. La lezione preziosa che dobbiamo imparare è la perfezione del Signore. Il nostro Dio è perfetto. Dio non fa delle cose sbagliate. Uomini fanno delle cose sbagliate. Il Signore è perfetto, ha parlato con questo. Dio non è quello che parla una cosa con questo, un'altra cosa con questo e dopo fa con che le persone possano litigare. Lo stesso Dio che ha parlato con Cornelio ha parlato con Pietro, perché la parola del Signore è la verità e è la verità che ci fa liberi. La lezione preziosa è questa. Pietro obbedì a Dio. Dio ha mostrato qualcosa a Cornelio e allo stesso tempo stava già parlando e
pianificando, articolando tutto con Pietro. Dio conosce la tua storia, Dio conosce il tuo cuore, Dio non lascia che le tue preghiere, Dio è un Dio che sente e ascolta tutto ciò che portiamo al Signore in preghiera. Non è quello Dio che fa finta di che non ha sentito niente di quello che abbiamo parlato. Dio è un Dio che quando dice, cosa Lui fa con la sua parola? Compie. Dio è fedele. Il secondo punto che possiamo imparare anche con Pietro aveva capito che il Vangelo era per tutti. Nel versetto 28 possiamo leggere anche: disse loro, voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazione con uno straniero o entrare in casa sua. Ma guarda che cosa lui ha detto adesso. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. E dopo nel versetto 36, saltiamo al 36, guarda che bello questo versetto, guarda che bello. Pietro ha detto, questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Non è mio Dio, il tuo Dio, il nostro Dio, il Signore di tutti. Pietro aveva capito che il Vangelo si doveva predicare per tutti. Pietro sapeva di questo. Lui stesso ha detto che la gente sapeva che un giudeo non era permesso relazionarsi con stranieri, nemmeno entrare in casa sua. Il Vangelo che Gesù ci ha dato viene a rompere tutti i paradigmi di separazione. Il Vangelo è per tutti, di differenza di razza, colore, non è per brasiliano, per africani, per italiani, per americani. Gesù ha lasciato il suo Vangelo, la sua parola per tutti. Gesù è morto per tutti. Gesù ha perdonato a tutti, li ho amati a tutti, il Vangelo è per tutti. Non possiamo discriminare e scegliere a chi devo predicare. Io come credente, il mio ruolo è condividere l'amore di Gesù, non importa chi è la persona. Io devo condividere la parola del Signore a quello vicino della casa tua, quella persona che non ti piace nel tuo lavoro, quello parenti, anche alla suocera dovete condividere il Vangelo, perché è così che dobbiamo fare. Il Vangelo è per tutti. Gesù è morto per tutti. E la seconda lezione che Pietro ci insegna in questo brano è che il Vangelo era per tutti. L'ultimo punto che abbiamo imparato in questo brano con Pietro parlava tramite la potenza dello Spirito Santo. Possiamo leggere il versetto 44, 45 e 46. Così non parlo io, parla la parola del Signore. Mentre Pietro parlava così, cosa è successo? Lo spirito di Pietro, lo spirito di Cornelio, lo spirito scese su tutti quelli che ascoltavano la. Avete capito quando lo Spirito Santo è arrivato? Cosa loro stavano facendo? Ascoltando cosa? Un brano, ascoltando la lode, ascoltando cosa? La parola. La parola. Dopo versetto 45, e tutti i credenti che erano venuti con Pietro, circoncisi, si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri. Quello Vangelo per tutti, perché udivano parlare in altre lingue e glorificare a Dio. Lo Spirito Santo è venuto mentre Pietro parlava, mentre loro ascoltavano la parola
del Signore. Se vogliamo attrarre la presenza dello Spirito Santo, dobbiamo mantenere dentro del nostro cuore la sua parola. Lo Spirito Santo viene quando è predicata la parola di Dio. Lo Spirito Santo viene dove la parola del Signore è il centro. Se io vivo la parola, se io obbedisco la parola, se io vivo il Vangelo, se prego costantemente e cerco di ogni giorno nutrirmi quotidianamente della parola del Signore, se io ascolto e comprendo ciò che Dio mi comanda di fare, non c'è modo che lo Spirito Santo possa non scendere. Se io cerco la presenza del Signore, se io leggo la parola, se io ogni giorno mangio cibo spirituale e se io obbedisco, comprendo quello che il Signore ci sta chiedendo di fare, non c'è niente da fare. Cosa il Spirito Santo fa? Viene. Allora, non dovete confondere la manifestazione dello Spirito Santo con le emozioni. Semplicemente piangendo. A volte pensiamo che è un momento di piangere, oppure che stiamo cantando, lodando, oppure quando sono a casa e sento un brano che fa il mio cuore. Certo che è lo Spirito Santo, ma non è solo questo che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è molto di più. Lo Spirito Santo è lo Spirito del Signore, è la presenza proprio di Gesù in mezzo a noi. Quando lo Spirito Santo viene nella Chiesa, la comunità è piena di grazia e amore, di fuoco, della presenza, della gloria e della potenza. La Chiesa è guarita, accadono miracoli e c'è un fiume del Signore, un fiume che scorre in mezzo a noi. Lo Spirito trova libertà e trasforma e fa la sua opera, fa il suo lavoro. Ma quando leggiamo questo testo abbiamo imparato che lo Spirito Santo è venuto perché loro stavano facendo cosa? Era la parola del Signore, era la preghiera che era la cosa più importante. Stiamo arrivando già al momento finale. Io vorrei leggere con voi un versetto che si trova anche in Atti degli Apostoli, capitolo 1. Se potete per cortesia aprire la vostra Bibbia oppure trovare nel vostro smartphone. Atti degli Apostoli, primo capitolo, versetto 8. Dice così, è un brano conosciuto già. Abbiamo sentito quante volte, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di e mi sarete testimoni in Villorba, in tutta provincia di Treviso, Veneto, tutta l'Italia, Europa e all'estremità della terra. Avete capito per cosa lo Spirito Santo deve venire? Non è per urlare. Essere pieno dello Spirito Santo è essere pieno del Vangelo, è essere pieno della parola del Signore. Amen. Quando io ce l'ho la parola dentro del mio cuore, lo Spirito Santo viene, la grazia del Signore viene e l'amore del Signore viene. E questo brano ci insegna: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà e mi sarete testimoni. Cioè, per cosa io devo ricevere la presenza dello Spirito Santo? È così. Proclamare, annunciare, predicare, evangelizzare. Perché quando io ce l'ho la presenza dello Spirito Santo, non sono io che parlo, però lo Spirito Santo che parla. È lo Spirito Santo che riempie il mio cuore. E dopo, per finire, c'è anche un versetto bello che possiamo leggere, che si trova nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Vi chiedo per favore di aprire, perché l'unica cosa che ci importa è leggere la parola del Signore. La cosa che ci importa è imparare e ogni giorno riempire la nostra mente non con delle cose
che non sono belle o che non importano, notizie brutte, tanta roba che si vede ogni giorno su internet, sui social. Dobbiamo riempire, non neanche con i nostri problemi, neanche con cose che non sono belle davanti al Signore. Io devo riempire la mia testa, il mio cuore, la mia vita con la parola del Signore. E quando io cerco questa parola e ogni giorno mangio, sai cosa succede? Lo Spirito Santo trova un mezzo di operare nella nostra vita. Se io conosco la parola del Signore. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 15. Senza il Vangelo non c'è Spirito Santo. Senza pentimento non c'è Spirito Santo. Senza l'unità della Chiesa non c'è Spirito Santo. Senza la parola di Dio non c'è Spirito Santo. Leggiamo questo brano, Vangelo secondo Giovanni 14, 15 fino a 27. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con... Che meraviglioso sapere che lo Spirito Santo dimora con noi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Che bella la parola del Signore, che ha i miei comandamenti e li osserva. Quello che mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Giuda gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi. Ma il Consolatore, chi è il Consolatore? Lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, nel nome di Gesù, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. E lavora il ruolo dello Spirito Santo è farci ricordare quello che il Signore ci ha insegnato. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ciò che Dio aspetta da noi è che siamo più che brave persone che compiono buone azioni. Il Signore vuole la nostra vera conversione. Il Signore vuole la nostra trasformazione, la trasformazione della nostra vita. E Gesù ci ha lasciato il suo Spirito Santo, il Consolatore, perché possiamo essere pieni della presenza, della grazia e della potenza per evangelizzare, per proclamare, per annunciare, perché alla fine tutto converge alla conversione dell'uomo a Cristo. Vedete come finisce il brano che abbiamo letto della storia di Cornelio? L'ultimo versetto 47, 48 dice: allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Di cosa lui stava parlando? Conversione. Loro avevano vissuto un'esperienza con lo Spirito Santo e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Il capitolo 10, questa storia bellissima che abbiamo appena imparato con Cornelio e anche Pietro, abbiamo visto che loro sono stati convertiti e salvati da Dio. E è questa la nostra missione: portare la presenza
dello Spirito Santo, riempire il nostro cuore e la nostra vita con la presenza del Signore per proclamare e evangelizzare. Non serve solo essere buono, non serve solo fare delle cose buone per aiutare tante persone che hanno bisogno. Il Signore aspetta di ognuno di noi. La cosa che il Signore vuole vedere veramente è la nostra vera conversione a Gesù, la nostra trasformazione, la nostra buona testimonianza, il nostro cuore pieno della grazia e dell'amore del Signore. Amen? Possiamo pregare adesso e ringraziare il Signore per questa parola potente, tante cose che abbiamo imparato con questi due personaggi meravigliosi della parola del Signore, Cornelio e Pietro. E allora cosa faccio? Cosa faccio per imparare, crescere, sviluppare questo rapporto col Signore? Cornelio pregava assiduamente. Cornelio era obbediente. Era un uomo di buona testimonianza, giusto, bravo. Cornelio ha fatto quello che il Signore aveva chiesto. Anche Pietro era obbediente, era sensibile alla voce dello Spirito Santo. E sai cosa a volte ci manca? Sensibilità. Sensibilità. Sapere quando è Gesù che parla, quando è lo Spirito Santo che parla, quando è il mio cuore che sta parlando. Io devo imparare con Pietro, con Cornelio e essere obbediente. Devo capire che la mia chiamata, la mia missione è evangelizzare, è proclamare il Vangelo del Signore, che è per tutti. Io non devo scegliere, predico per questo, evangelizzo questo, con questo non parlo, lascia questo che il Signore fa la sua opera. Devo imparare che Pietro parlava tramite la potenza dello Spirito Santo, io come credente, come figlio del Signore. Devo cercare ogni giorno della mia vita la presenza dello Spirito Santo. Se io non leggo la parola del Signore, lo Spirito Santo non viene. Se io non prego ogni giorno, lo Spirito Santo non viene. Il Signore ci ha chiamato e anche ci ha detto: riceverete potenza. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Io voglio vivere questa vera esperienza di sentire lo Spirito Santo dentro di me, di poter annunciare, proclamare, predicare, senza neanche a volte sapere cosa sto dicendo, perché è proprio lo Spirito Santo che conduce e dice cosa devo parlare. Chiedi al Signore in questo momento: come io posso essere questa persona, testimoni, un predicatore del Vangelo nel mio posto di lavoro? Quante persone della tua famiglia, pensate adesso, quante persone della tua casa che non hanno ancora dato la vita al Signore? Quante persone della tua famiglia che hanno bisogno? Forse il Signore adesso mette anche un nome nel tuo cuore. Devi iniziare a pregare per questa persona. Essere chiesa, essere credenti e proclamare il Vangelo. Noi facciamo parte del ministero A, B, C, D, però l'esistenza della chiesa, la vita della chiesa è proclamare, evangelizzare, annunciare la parola del Signore. Volete sperimentare questo Spirito Santo? Volete sperimentare questa vita, questo rapporto con Dio? Facciamo una preghiera adesso. Se Dio ha parlato con te, se Dio ha messo nel tuo cuore, forse abbiamo parlato alla fine di 6 punti. Se Dio ha parlato con te almeno una cosa che devi forse
dovete cambiare, imparare, dare a Gesù. Se Dio ha parlato con te, ti invito adesso di alzare nel tuo posto, così possiamo pregare insieme. Se Dio ha parlato con te, no? Non fare perché gli altri stanno facendo. Se hai sentito Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Se Dio ha parlato con te, se Dio sta chiamando, se Dio sta dicendo cambia, 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 cambia. Puoi alzare la tua mano oppure alzarti in piedi e così possiamo pregare insieme. Perché stiamo già nella presenza dello Spirito Santo, stiamo già nella presenza del Signore, amen. Gloria a Dio, amen. Il Signore è meraviglioso. Io voglio essere una persona chiamata. Io posso parlare per me, non per te. Io non sono pastore, io sono un servo di Dio. Il Signore mi ha chiamato per fare un lavoro come musicista, e la strategia che Dio mi ha dato è evangelizzare tramite la musica. Però sai una cosa? Essere maestro, direttore di coro, cantante, musicista è il mio soprannome, non è la cosa più importante. La cosa più importante è che tutto che io faccio deve arrivare in quello punto là, proclamare. Se io canto e non evangelizzo, se io faccio la direzione del coro e nessuna persona consegna la sua vita a Gesù, io non ho fatto bene il mio lavoro. Perché il nostro lavoro dentro della Chiesa non è cantare, suonare, il nostro lavoro non è nessun altro che proclamare la parola del Signore. Io non sono italiano, purtroppo. Io sono nipote di italiano. Ma io sono molto contento di essere brasiliano. E sono contento che la influenza, la cultura italiana è arrivata a casa mia, perché tanti anni dopo, dove io sono adesso, Dio ha portato la mia casa per abitare in Italia. E sai per cosa? Rispondere alla chiamata. Forse come io, il Signore sta ti chiamando a lasciare la tua comfort zone e dire: eccomi Signore, eccomi qua. Possiamo pregare? Se c'è ancora qualcuno che vuole una preghiera, ti invito adesso a alzare la tua mano oppure nel tuo posto alzarti in piedi, così possiamo pregare, perché la parola del Signore è potente. Grazie Dio, perché abbiamo imparato, Signore, che l'unica cosa che importa non è essere buono, è dare la nostra vita al Signore. Non è, Signore, fare delle cose che possono anche fare con che gli uomini possono guardare la mia vita e dire che bravo. L'unica cosa che importa è vivere la vera trasformazione, Signore, di cuore, di vita, di atteggiamento, e sviluppare un rapporto con te, Signore. Io ti chiedo adesso di benedire ogni vita, Signore. Benedici, Padre. Sappiamo che il Signore ci ha chiamato per fare la tua opera. E l'unica cosa che importa è predicare la tua parola. Signore, se per caso esiste ancora una persona della nostra famiglia che non ti conosce, se esiste qualcuno nel mio posto di lavoro, nelle scuole, non lo so dove io abito, che ogni persona, ciascuno di noi, Signore, il Signore possa usare per fare la differenza e proclamare il Vangelo. E l'ultima cosa, Signore, che ti chiedo stamattina, Signore, riempi il nostro cuore dello Spirito Santo, della tua presenza, così quando parliamo, che non sia la nostra bocca, che non sia le nostre parole, siano le nostre parole, ma che possa essere lo Spirito Santo parlando tramite la nostra bocca. Benedici, Signore, ogni vita, benedici la nostra Chiesa, che possiamo vivere, Signore, una settimana piena della tua grazia e del tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie al Signore. Gloria a Dio per la parola potente e meravigliosa del Signore.
grazie anche per la vostra pazienza, perché io non sono così bravo come il pastore Sandro, che è un pastore. Il mio ruolo è cantare, il mio ruolo è fare la Chiesa adorare a Gesù, però io sento anche che a volte il Signore ci chiama a fare delle cose che a volte per noi è un po', "Ma Signore, io, fai anche tu, risponde anche tu alla chiamata del Signore." Amen. Adesso io penso che mentre il gruppo Lode torna per finire il culto con una bella canzone, abbiamo qualche avvisi, qualche informazione da parlare con voi, ok? Avete visto che nell'ultima assemblea abbiamo approvato una nuova identità visiva per la nostra Chiesa e adesso abbiamo una nuova logo che è stata fatta per un membro della nostra Chiesa, Romulo, che appartiene alla Chiesa di Belluno, e abbiamo creato una identità visiva nuova per la nostra Chiesa, così potete guardare di là, rimane Chiesa Battista Agape, quella bella croce insieme alla prima lettera A, e così abbiamo iniziato a prendere cura dei nostri social, ogni avvisi, ministero, eccetera, e iniziare a usare e condividere questa nuova identità visiva. Tutto per la gloria e onore del Signore, così possiamo evangelizzare e fare la nostra Chiesa crescere. Ogni giorno si sistema e era importante aggiornare la identità visiva della nostra Chiesa, certo che mantenendo quello che era già la prima identità, una croce, lettera A, eccetera, anche perché così possiamo ricordare che il centro della nostra Chiesa è Gesù e la croce di Cristo. Così abbiamo fatto, ringrazio a Dio per la vita di Romulo e anche di Rogeli, che è la leader della comunicazione. Vi chiedo pazienza, perché porta pazienza per favore col Ministero Comunicazione, perché ci sono tante cose da fare, così piano piano possiamo aiutare ogni ministero e così aggiornare tutto che si deve aggiornare. Amen? Ti piace la nuova identità visiva? È bella o no? Oppa! È bella! Gloria a Dio! Gloria a Dio! Allora vi faccio velocemente sapere i nostri avvisi e dopo possiamo finire. Questo venerdì, giorno festivo, 2 giugno, faremo quello evento bellissimo che stiamo pubblicizzando e ogni domenica invitando la Chiesa a partecipare, che è questo evento che si chiama Immersione per Adoratori. È una coppia molto speciale, Lusitania e Uassir. Loro sono pionieri con Lode Adorazione in Brasile. Chi è brasiliano conosce, perché loro hanno creato quello gruppo Lode, io penso che non era neanche nato, perché è da tanto tempo, se non sbaglio è più di 30 anni che loro facevano questo lavoro. È un gruppo che si chiama Vencedores por Cristo, Vincitore per Cristo. È un gruppo che ha fatto un bellissimo lavoro di iniziare proprio questa questione di adorazione in Brasile, e loro abitano adesso in Italia, sono missionari in Italia. Il prossimo venerdì, durante tutta la giornata, potete venire a fare parte di questo evento Immersione per Adoratori. 30 euro, potete parlare con Marcello, con Emerson e così potete fare parte. 24 giugno e abbiamo ancora qualche posti per fare parte del brunch delle donne. È il prossimo, penso che è il prossimo brunch delle donne, 24, non so se ce l'abbiamo ancora, Rogeli. Forse, scusa? Ah no, dico se abbiamo ancora posti. 4 posti, mi raccomando, donne, 4 posti, così potete fare parte. Brunch delle donne, iscrizione 30 euro. Ok? Dovete fare la vostra iscrizione, potete parlare oggi con Rogeli e non so se c'è altra persona. Oggi con Rogeli sarà un'opportunità bellissima delle donne, così potete vivere un po' di comunione, conoscere altre persone e anche studiare la parola del Signore. Il tema è la trappola del paragonarci.
Che bello. Adesso sì, Pro Players Camp, che sarà il campeggio dei nostri bambini, 12-17 giugno, 100 euro per bambino, 80 per fratello o sorella. Sarà, hanno cambiato il posto se non sbaglio. Dopo potete anche parlare con Cecilia, ok? E volendo una cosa importante, dovete fare la vostra iscrizione se avete questo desiderio di inviare il tuo figlio, la tua figlia. Parlate con Cecilia, ok? E l'ultimo avviso di oggi, Winners Camp, nostro campeggio giovani adolescenti, che sarà 25 a 1 luglio, così invito a Pastore Sandro di dare una parola alla Chiesa. Questo campeggio sarà dal 25 giugno al 1 luglio. Ok, buongiorno Chiesa. Allora, una esortazione ai genitori, per favore, se ancora non avete iscritto i vostri figli, perché abbiamo ancora un numero basso di iscrizioni, dovete farlo abbastanza urgentemente. Manca circa un mese, no? Abbiamo pochissimi ragazzi iscritti. Io so che molti ragazzi, io sento che vogliono iscriversi, vogliono partecipare, però, ok, ovviamente sapete come funziona nelle tasche degli adolescenti e dei giovani, ci sono pochissimi soldi, quindi dipende dai genitori. Per favore iscrivete i vostri figli, il costo è 150 euro. Allora, io capisco che potrebbe sembrare una cifra un po' alta per un campeggio, però state attenti, noi paghiamo circa 12,5 euro a notte, sono 6 notti che passeremo là, più 18 pasti che noi faremo dalla domenica sera fino al sabato mattina a pranzo. Sono 18 pasti, calcolato circa 3 euro a pasto. Io voglio vedere in quale ristorante tu vai e paghi 3 euro un pasto. Insomma, questo è il costo proprio minimo contenuto del nostro campeggio. Okay? Possibilmente inseriremo anche una maglietta con il logo del campeggio. Quindi, fratelli, insomma, cercate di fare il possibile per fare l'iscrizione il più presto possibile, che non è solo pastore voglio partecipare, ma c'è un costo di iscrizione che sono 50 euro, ok? Lì noi capiremo che tu veramente vuoi iscrivere il tuo ragazzo al campeggio. Quindi per favore parlate il più urgentemente possibile con me, perché la cosa è veramente quasi domani. Okay? Quindi per favore urgentemente parlate con me, pastore voglio iscrivere il ragazzo, ok? Per favore, io sono sicuro, il Signore mi sta parlando da diverse settimane, guarda che sarà una grande benedizione per questi ragazzi, ma noi dobbiamo fare questo passo, ok? Grazie. Amen. L'ultimo avviso, oggi, stasera, faremo un culto speciale a Padova, perché è il compleanno della nostra chiesa a Padova, della Chiesa Battista di Padova, e anche in questo culto faremo un bel concerto col nostro coro, ok? Così potete partecipare. Dopo, una cosa importante è sempre i nostri avvisi. Ogni giorno e durante la settimana potete trovare ogni cosa che parliamo su Instagram, su Facebook, così dovete seguire i nostri social, così potete anche vedere quello che la Chiesa condivide, ok? E è importante se potete far parte stasera alle 18 a Padova, questo culto speciale di ringraziare al Signore per il compleanno, 9 anni della nostra Chiesa Battista di Padova. Amen. Alziamoci in piedi per finire il nostro culto cantando, lodando al Signore. Grazie Dio, ti ringraziamo Signore perché sappiamo che stiamo nella tua presenza. Grazie Signore per ogni cosa che abbiamo fatto, sentito, ascoltato la tua voce, e adesso ti chiedo Gesù di benedire la nostra Chiesa, ogni famiglia Signore, che possiamo vivere una settimana piena della presenza del tuo Spirito Santo e della tua grazia. Benedici ogni casa, ogni persona, ogni famiglia. Ti chiediamo Signore nel tuo nome anche di benedire questa domenica Signore, che sia una domenica meravigliosa, piena di pace, di gioia. Grazie di tutto Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Amém. Cantiamo. Io sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna. Maggior prova dell'amor suo profondo, una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Tu Gesù, il mio amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza. Loderò il Signore in ogni tempo, la sua lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra e anche nel mio cuore. Gesù Cristo sarà sempre il nostro la Chiesa. Gesù Cristo, Gesù Cristo. sarà sempre il nostro canto. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amen. Buona domenica.